500.000 euro veneti all'Istria e alla Dalmazia. Allora ci chiediamo, prima il Veneto o prima la Croazia? Questo perché la Giunta regionale veneta ha approvato di finanziare dei progetti che vanno a favore dell'Istria e della Dalmazia, quindi in Croazia e poi anche in Slovenia, per un importo totale di quasi 500.000 euro, che vengono sottratti alle tasche dei cittadini veneti. Questi soldi vanno in iniziative culturali di vario tipo e anche per ristrutturare ad esempio i leoncini sulle colonnine in Istria o in Dalmazia, ma noi sappiamo che qui in Veneto abbiamo delle necessità urgenti di questo tipo e noi come Movimento 5 Stelle ci siamo tagliati lo stipendio proprio per favorire delle iniziative culturali e a favore delle scuole venete. Sono 50.000 euro che ad esempio andranno a finanziare progetti come l'allestimento di Tech Lab o ad esempio per l'acquisto di tablet e PC. Quindi noi come Movimento 5 Stelle guardiamo al futuro della cultura e della scuola veneta, mentre i leghisti stanno a guardare ancora al passato.